Buonasera. Uno degli sport più diffusi nel nostro paese è indovinare il numero dei processi di Berlusconi. Il Caimano alle volte tuona che sono oltre 100, poi 30, poi 20, va così e via di seguito. Per il ministro degli esteri Frattini sono 200, ma poi si corregge e parla di 102. Per il portavoce Bonaiuti sono 109 e poi tutti in coro sparano la grande menzogna e dicono che tutti i processi di Berlusconi si sono chiusi sempre con la soluzione. La figlia Marina afferma che suo padre è stato processato per 26 volte cadute poi nel nulla. Insomma, siamo a chi le spara più grosse. E allora andiamo ai fatti, ripeto ai fatti, non alle opinioni, come ricorda il giornalista Giuseppe D'Avanzo su Repubblica. Il totale dei processi del Caimano sono 16, di cui 4 in corso, e cioè Mills, corruzione in atti giudiziari, Mediaset, frode fiscale, Mediatrade, appropriazione indebita e lo scandalo Ruby, concussione e prostituzione minorile. I processi conclusi sono: il primo per falsa testimonianza sulla P2, la Corte di Appello di Venezia lo dichiara colpevole ma poi viene amnistiato. Il secondo per corruzione della Guardia di Finanza, sono stati condannati il pagatore dei 100 milioni di lire Sciascia provenienti dalla Fininvest per corrompere i finanzieri. Il titolare della Fininvest, Berlusconi, è stato assolto per insufficienza probatoria, la vecchia insufficienza di prove. Non è stato accertato che lui fosse a conoscenza della corruzione. Il terzo, sui fondi neri sul terreno di Macherio, una nuova amnistia. Il quarto, sempre per fondi neri sull'acquisto di Medusa, il manager Fininvest Bernasconi dirottò 10 miliardi e 200 milioni di lire su 5 libretti al portatore di Berlusconi. Anche in questo caso viene assolto per il falso in bilancio per insufficienza di prove. Berlusconi incassò oltre 10 miliardi di lire a sua insaputa. Il quinto, Oliberian 1. Berlusconi è stato condannato a 28 mesi per aver finanziato illecitamente Craxi con 23 miliardi di lire, prescritto in appello. Il sesto, sempre per le Oliberian 2. L'accusa era fondata ma fu assolto dal falso in bilancio per 1.200 miliardi di lire perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. È stato depenalizzato dal governo Berlusconi con una legge ad personam. Il settimo, altro falso in bilancio per l'acquisto del giocatore Lentini. Il falso in bilancio è stato prescritto grazie alle attenuanti generiche e ai tagli della prescrizione abbreviata sempre con una legge ad persona, la ex Cirielli. L'ottavo, idem sui bilanci Fininvest dell'88 e del 1992. Anche qui l'accusa è fondata ma è prescritta, è scattata la prescrizione come nel caso Lentini. Il nono, idem anche sui fondi neri sul cosiddetto consolidato Fininvest. Accusa fondata, ma grazie alle leggi ad personam Berlusconi viene ancora prescritto per i fondi neri per 1.500 miliardi di vecchie lire delle 64 società offshore del comparto B di Fininvest. Il decimo, primo processo SME Ariosto. In questo Berlusconi è stato assolto con formula piena, non c'è prova che lui fosse a conoscenza dei sicuri pagamenti di previti ai giudici Squillante Verde con soldi Fininvest. Undicesimo, secondo processo SME Ariosto, l'accusa è fondata, Berlusconi viene assolto del falso in bilancio con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sempre grazie a una sua legge ad personam. Dodicesimo, processo Mondadori, l'accusa è fondata. Gli avvocati della Fininvest, Previti, Pacifico e Acampora corruppero il giudice Metta con 420 milioni della Fininvest per annullare il lodo Mondadori. Berlusconi si salva grazie alle attenuanti generiche che gli permise di usufruire della prescrizione breve. È rimasto in piedi il processo civile, che ora è in appello, dopo che il Tribunale di primo grado ha condannato Berlusconi a pagare 750 milioni di euro a De Benedetti come risarcimento per avergli scippato la casa editrice. Ricapitolando, Berlusconi nei 12 processi conclusi è stato assolto con formula piena una sola volta e 2 volte con la vecchia insufficienza di prove. Le altre volte se l'è cavata grazie a delle amnistie e da leggi ad persona come la depenalizzazione parziale in bilancio e la prescrizione breve con la ex Cirielli. Senza queste leggi molto probabilmente Berlusconi non sarebbe a Palazzo Chigi ma a San Vittore, il carcere di Milano. Ora sapete che quando i maggiordomi con il loro dante causa Berlusconi vi diranno che il Caimano ha subito centinaia di processi dei quali è sempre stato assolto, vi stanno mentendo. E una menzogna ripetuta centinaia di volte diventa la verità, come diceva la buonanima di Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler.
Inutile ricordarvi infine che in Francia, in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, gli uomini politici raggiunti da un'indagine della magistratura si dimettono e si sottopongono al processo. Sempre. Così avviene in tutti i paesi civili. Arrivederci a mercoledì prossimo.